amici telespettatori, e quest'oggi vi presento Roberto che cerca la sua anima gemella. Ciao Roberto. Ciao Stella, tutto bene? Tutto a posto, dimmi tu. Allora, tu cerchi la tua anima gemella, come deve essere questa anima gemella? Una ragazza seria, una ragazza sistemata, una ragazza che non ha fronzoli per la testa, una ragazza che gli piace la famiglia, una ragazza che rispetta i bambini, una ragazza che è dedicata al lavoro, una ragazza insomma, che in casa si sa da fare. Non cerco la schiava, non cerco la persona insomma, che vuole anche essere aiutata, non sono un ragazzo che alza le mani, non alzo mai le mani, alzo solo le mani quando qualcuno mi fa girare le scatole, ma non è difficilmente le alzo. Ai ragazzi non alzo mai le mani, anzi le sgrido solamente per mettere sulla retta via. Qualche volta ci riesco, certe volte non ci riesco. Ho avuto un po' di fregature in ambito lavorativo, nell'ambito d'amore ancora qua nessuna, che non so, sono stato quasi sempre single. Poi che dire, aspetto chiamate, promesse da destra, promesse a sinistra, non arriva mai niente. A Palermo è questo, a Palermo non c'è niente da fare. Possiamo dire sempre che è una città, amiamo la nostra città dove abitiamo, amiamo le persone che ci stanno, però la Palermo è quella che non c'è niente da fare. Infatti molti amici miei vanno via fuori per lavoro, il lavoro non se ne trova, io aspetto chiamate di lavoro, alla fine la mia vita va a finire sempre in mare e non so dove andrò a trovare l'anima gemella. Ho 5 anni di fila che sono sempre imbarcato e non vedo solamente mare. Le ragazze non ne conosco. Che lavoro fai? Aspetto come lavoro, sto aspettando una richiesta per imbarco come allievo ufficiale. E quanti anni hai Roberto? Così almeno sappiamo. 28 anni io. 28 anni. La tua anima gemella, che età deve avere? Da che età a che età? Ma dai 24 ai 28 anni. E siamo più o meno a quella l'età, è una ragazza matura, una ragazza già che ha le idee belle chiare della vita, cosa vuole fare, una ragazza che ha con i suoi impegni, con i suoi hobby pure, accettare i suoi hobby come lei accetta anche i miei, aiutarla, rispettarla. E più possibilità uno ha nella vita, avere più cose in comune, gli hobby, la musica, gli amici, poi uno rispetta il gruppo degli altri, l'altro rispetta il gruppo del compagno. Possiamo dire che la ragazza normale, come quasi tutte le ragazze normali, basta che non sia una ragazza facilona, come ce ne sono parecchie per la strada, che le scarto quasi tutte a vicenda. Deve lavorare questa ragazza? Può anche stare a casa, non è questo il problema. Poi se vuole lavorare, vuole avere una sua indipendenza, ben venga. E tu invece che hobby hai? Hobby, il mare è la mia passione, faccio tutto a mare, d'estate mi dedico all'apnea, mi dedico alla pesca subacquea, d'inverno vado a pescare con la barca insieme a mio padre e agli amici, oppure me ne vado a pescare alla spiaggia, ma poi in bicicletta, corsa, poi sto un po' al computer a chiacchierare con gli amici, si sta andando realizzo qualche pagina web e poi niente di particolare, poi alla fine siamo tutti fermi, bloccati, nella speranza che arriva un lampo del genere da qualcuno che ti fa lavorare, che alla fine il lavoro è quella cosa più importante che ti serve, che se nel lavoro non puoi avere una famiglia. Per farti conoscere ancora meglio, le tue canzoni preferite quali sono? Ma allora, un po' musica di tutti, partendo da qualche canzone di Gigi D'Alessio, parliamo anche della stessa Stella, qualche canzone dei Queen, i Red Hot, Freddie Mercury, qua tutto genere, la maggior parte dei generi inglese, canzoni italiane parliamo di Eros Ramazzotti, Laura Pausini, alcune canzoni di Anna Tatangelo, qualcuna di Gigi D'Alessio, ma poi parliamo sempre di canzoni mi sembra che sono ascoltabili, orecchiabili a tutte.
anche canzoni di ambito calcistico, possiamo parlarne pure qualcuno, tipo le canzoni di Antonello Venditti, sono tutte belle canzoni. Andiamo a ritroso come canzoni belle, Celentano, Gianni Morandi, insieme a Fausto Leali, Mina, e tutte le canzoni degli anni 60 sono tutte canzoni spettacolari, tutte canzoni che mi piacciono, non è questo il problema di musica. Ascolto un po' tutti i generi, ascolto. Canzoni ne possiamo parlare di quanto ne vogliamo, quelle che mi stanno più nel cuore sono quelle dei Queen, nettamente. Ok, cari amici telespettatori, abbiamo ascoltato Roberto. Per contattare Roberto potete guardare il numero sovraimpressione oppure guardare il sito www.stranamurisiciliano.it. Ciao a tutti da Stella e da Roberto, ciao! Ciao! Oh yeah.